Più che un colpo di coda dell'inverno, a primavera ormai inoltrata, la perturbazione che ha attraversato il nord-est con piogge, neve e grandine è il segno di un clima che nelle nostre regioni ha assunto la caratteristica della variabilità. Fino ad 80 cm di neve sulle Dolomiti è tutt'altro che una spruzzata bianca, con un pericolo di valanghe marcato, grado 3, destinato ad aumentare nelle prossime 48 ore, quando previsto un netto rialzo delle temperature non solo in pianura ma anche ad alta quota. Dal 1 maggio i meteorologi prevedono un ritorno al bel tempo e della primavera, un miglioramento che sarà graduale. Al di sopra dei 1500-1600 metri, dove gli accumuli di neve fresca sono notevoli, sono quasi scontate valanghe spontanee di medie dimensioni nei canaloni e nei pendii erbosi. Neve che nella giornata di domenica ha determinato la chiusura di alcuni passi, tanti disagi, molte le vetture che sono state colte impreparate dalla precipitazione e non erano attrezzate con gomme da neve e catene. Piogge intense e grandine che hanno colpito particolarmente la Marca Trevigiana, hanno determinato una franare frontolo, blackout si sono registrati a Cimagrappa e in Cansiglio. A Sant'Orso nel Vicentino il forte vento ha fatto crollare la croce sul campanile, un manufatto di 40 kg che è precipitato sul sagrato della chiesa proprio mentre all'interno era in corso la funzione. Le grandinate di venerdì scorso, se sono state benefiche per il ripristino delle scorte idriche, hanno causato non pochi danni alle coltivazioni, i vigneti del Prosecco in primis. La Coldiretti ha diffuso una stima: negli ultimi 10 anni il maltempo dovuto a mutamenti climatici ha avuto un costo nei campi di 14 miliardi di euro.